siamo alla terza edizione, grazie per essere presenti. Adesso do la parola a Emanuele che niente, vi saluta e vi spiega com'è andata la settimana. Ciao, buongiorno. Buongiorno e grazie della pazienza, non c'è un clima ideale, però insomma abbiamo avuto qualcosa da noi ci siamo divertiti molto, abbiamo lavorato e da quello che ho visto spero che ci siamo divertiti, abbiamo giocato, ci siamo allenati la mattina, abbiamo fatto tornei e gare, niente, si sono tutti impegnati e abbiamo cercato di accontentare un po' tutti. Non voglio dilungarmi molto, voglio soltanto ringraziare tutto lo staff che ha permesso la realizzazione di questa terza edizione del Summer Camp. Senza di loro non sarebbe stato possibile fare niente. Porto saluto all'amministrazione comunale, a tutta la comunità di Badesi, a voi tutti. Spero che questi giorni siano stati per voi divertenti, sia dal punto di vista insomma, sportivo, ma anche dal punto di vista anche della vacanza che era sicuramente collegata. Siamo contenti di accettare qui questa manifestazione, la terza edizione, speriamo che i prossimi anni ci sia insomma un continuo con una partecipazione ancora più attiva e quindi vi invito a rivenire qui il prossimo anno. Grazie. Grazie. Adesso diamo la parola a Mirko, proprietario della struttura. Salve a tutti, io vi porto i saluti di tutto lo staff del Baio delle Mimose e il mio saluto personale a tutti gli amici qua dell'organizzazione, Emanuele, Antonello e Francesco. Niente, speriamo siate stati bene qui da noi e speriamo di potervi avere ancora ospiti qui da noi nelle prossime edizioni, magari chissà già dal prossimo anno. Salute a tutti.
anche ai genitori di Antonello, Egidio e Tina, che ci hanno aiutato anche loro durante tutta la settimana, alla Federazione Sarda Pallacanestro che ci ha sponsorizzato e fornito dei premi, allo sponsor tecnico Sportica che ci ha fornito il materiale rappresentato dal signor Nicola Giordanelli, e all'agenzia MEC di Renato Giacomo e la famiglia Sanna che ci ha fornito un'ottima e veramente valevole collaborazione quest'anno per tutto ciò che riguarda il lavoro esterno e il marketing. Conclusione della terza edizione del Summer Basket Camp. Tony Stangoni, sindaco di Badesi, un breve resoconto della manifestazione e i programmi per l'anno prossimo. La manifestazione mi sembra che abbia avuto tanto successo, devo ringraziare Emanuele Rotondo e tutto lo staff che ha coinvolto i ragazzi, e nelle premiazioni mi sono accorto che veramente c'è stato tanto affetto e tanta emozione, quindi penso che si possa ripetere dopo la terza edizione cercando di ampliare magari anche la compagine dei partecipanti. La programmazione del comune, insomma, con le strutture ricettive e con il consiglio turistico, è quello di cercare di catturare più eventi sportivi che possono poi far conoscere il nostro territorio, ma allo stesso tempo far socializzare le persone e innamorarsi di quello che è il nostro comune. Mirko Stangoni, titolare della struttura Sport Hotel Baia delle Mimose. Il resoconto di questa settimana che ha visto una grandissima affluenza di bambini. Per noi il resoconto è molto positivo, in quanto come struttura aver ospitato per il terzo anno consecutivo questo camp che vede sempre più la partecipazione di molti giovani è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Speriamo possa essere anche la base, diciamo, per poterlo ospitare negli anni a seguire, ecco, magari migliorandoci sempre sia nel servizio che nella ospitalità per i giovani. La terza edizione del Summer Basket Camp di Emanuele Rotondo giunge alla conclusione, un bilancio positivo, ma lo sentiamo dalla viva voce dell'organizzatore e del principale promotore. Sì, siamo molto contenti, siamo arrivati ad oggi, giornata conclusiva, siamo stanchi, però è stata di nuovo la conferma di una bellissima esperienza da parte nostra dello staff, ma soprattutto da parte dei ragazzini che sono i principali protagonisti di questa manifestazione. Il fatto stesso che che ci abbiano salutato quasi dispiaciuti perché sia finita e che ci chiedano l'anno prossimo di ritornare e di stare ancora assieme, credo che sia il motivo di soddisfazione più grande per noi. Nel ringraziare in ultima analisi ancora una volta il sindaco di Badesi, signor Tony Stangoni, e il proprietario della struttura Mirko Stangoni, vi do l'appuntamento a nome di tutto lo staff all'anno prossimo e ci vediamo nel 2009. Grazie, arrivederci.